Seconda corsa con cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. In 6, dopo il ritiro, o meglio il non partente di Grizzetti Laxmi. Questo è lo schieramento: 1 Girl on Fire OB Font, 2 Gambler Trio, 3 Jenny Jet, 4 Gina Spritz, 5 Galileo AM, in seconda linea 7 Goya Griff. Favori del pronostico netti per Girl on Fire OB Font. Numero 1 Roberto Vecchione in sediolo, macchina che accelera, lascia andare i concorrenti e c'è subito l'errore di Jenny Jet e così Girl on Fire in breve in testa nei confronti di Goya Griff. Numero 3 Jenny Jet squalificato. In terza posizione serra sotto Gambler Trio, mentre all'esterno avanza Galileo AM. Galileo in breve si porta a ridosso di Girl on Fire OB Font dopo i primi 200 molto tranquilli, in 17 abbondante. Galileo va ad accompagnare Girl on Fire e la pariglia completamente al paletto dei 400 metri, dove anche Ser prova a dare un primo attacco. Ritmo che si è sveltito, 15,8, e ora sulla curva un 15,7. All'esterno c'è anche Gina Spritz che segue direttamente le mosse di Galileo AM, mentre Girl on Fire continua a comandare la gara. In scia c'è Goya Griff, mentre chiude il gruppetto Gambler Trio. 800 che se ne vanno in 1,3,8, 15,1 davanti alle tribune, con Galileo AM che insiste all'esterno della leader e favorita Girl on Fire OB Font. A contatto rimane Goya Griff, al largo è Gina Spritz, poi Gambler Trio non cambia nulla dopo 1 chilometro in 1,20. E ora nuovamente si ripropone all'esterno Galileo AM che impegna Girl on Fire. Girl on Fire però replica a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,8, rimane lì però Galileo AM, a contatto anche Goya Griff, poi Gina Spritz. Metà dell'ultima curva superata con in vantaggio Girl on Fire OB Font, all'esterno ancora Galileo AM che insiste nella sua progressione, alla corda c'è invece Goya Griff che prova a lanciarsi in open stretch, ma Girl on Fire ancora tante energie per andare a chiudere netta vincitrice. Secondo posto per Goya Griff, al terzo finisce un Galileo AM davvero molto molto incisivo. 1,17,5 il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere. La vittoria per Girl on Fire OB Font, la terza a seguire per l'allieva di Paolo Romanelli, in sediolo Roberto Vecchione che in percorso di testa controlla Galileo AM sul percorso e poi allunga decisamente nel finale. Secondo posto per Goya Griff, al terzo finisce ancora Galileo AM. Roberto Vecchione e Paolo Romanelli per conto della signora Karin Walter.